ottobre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi vedremo come cambierà a Catania il Teatro Massimo Bellini, il nuovo salotto di Catania. Ci sarà con noi per questo l'assessore Parisi. Poi parleremo di un libro che è divertente già dal titolo, un libro sul calcio che si intitola Virtus Terronia. E poi ancora cosa vuol dire che le farmacie diventano presidi sanitari. Ma prima di tutto la drammatica cronaca di queste ore da Palermo. Ha passato la prima notte in carcere Gaetano Maranzano, il 28enne del quartiere Zen, reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso nella zona della Movida l'altra notte mentre tentava di fermare una rissa. Oggi l'autopsia, l'assassino appena un'ora dopo l'omicidio sui social ha postato un video che inneggiava a Rina, Totorina. Tu mi arresti? Per che cosa? Lui è Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen che la scorsa notte ha ucciso Paolo Taormina davanti il locale che il giovane 21enne gestiva assieme alla sua famiglia all'Olivella, cuore della Movida palermitana. Questo video su TikTok è stato pubblicato dopo circa un'ora all'omicidio che aveva compiuto. Maranzano inneggia alla mafia a Totorrina, ha confessato di aver ucciso il giovane Paolo, ma non ha aggiunto altro. La nuova tragedia che scuote Palermo si consuma intorno alle 3 della scorsa notte, una serata di festa e allegria che però nel giro di qualche minuto viene stravolta dal sangue. Scoppia una rissa, Paolo Taormina, che stava lavorando nel suo locale Oscruscio, prova a sedare gli animi, nasce un'ulteriore discussione. Paolo viene ucciso, la dinamica è ancora da chiarire, i due forse si conoscevano, Maranzano sostiene che aveva importunato la sua compagna. Saranno inoltre le immagini delle telecamere di videosorveglianza a stabilire se Paolo è stato freddato con un colpo di pistola o ucciso con un altro oggetto contundente, forse un tirapugni. Un'altra notte di follia, di violenza estrema. Maranzano sui social sfoggiava collane la passione per le armi, tutto condito da musica neomelodica. Questa mattina, sul luogo della tragedia, amici e parenti sono travolti dal dolore. Sconvolto, guardi, una cosa, notizie assurde, sacrifici per aprire e gli ammazzano il figlio a 19 anni. Contestato il sindaco Roberto Lagalla, non ci sono controlli e presidi, gridano i residenti. È sintomo di una società nella quale c'è certamente una malattia e un disagio che colpisce in particolare i giovani. Maranzano, fermato questa mattina allo Zen, viene salutato dai parenti e dagli amici con baci e sorrisi. A pochi chilometri la mamma di Paolo Taormina grida disperata, non potrà più rivedere il figlio, ucciso brutalmente e senza pietà. Palermo è sconvolta per l'escalation della violenza in città. I cittadini chiedono maggiori controlli. Due diverse manifestazioni contro la violenza di strada. Palermo scende in piazza con una prima manifestazione organizzata da 4 tiktoker. Non si può morire così, non è giusto, non è umano, scrive sui social il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, mentre annuncia il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Paolo Taormina il sindaco Roberto Lagalla. La politica da sola non può bastare, dicono tutti in coro. Da Palermo è il consigliere comunale Dario Chinnici a tornare a chiedere l'intervento dell'esercito, mentre i coordinatori provinciali e cittadini di Fratelli d'Italia, Russo e Rini, propongono un tavolo fra le forze dell'ordine, le istituzioni e le associazioni di categoria. Il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolisci, annuncia la convocazione della stessa commissione allo Zen, da dove viene il presunto assassino, da dove vengono anche i ragazzi accusati della strage di Monreale del maggio scorso. In segno di rispetto e di lutto, annullate tutte le iniziative previste per oggi nel foyer del Teatro Massimo di Palermo, che sorge a pochi passi dal luogo del tragico delitto. Anche a Vittoria, nel Ragusano, dopo il sequestro lampo di un 17enne, ricorderete, il problema della sicurezza crea forte allarme. Il sindaco Aiello si rivolge direttamente al ministro Piantedosi e chiede l'esercito. La città, dice, ha bisogno di fatti, non più di parole.
Atti di violenza, un sequestro e il malaffare. Vittoria è una città sotto assedio. Dopo il rapimento di un 17enne e la criminalità che avvelena la filiera agricola, tra traffici di droga e intimidazioni, il sindaco lancia l'allarme e chiede un incontro urgente al ministro dell'Interno. Si invoca un piano straordinario per fermare un'escalation che ormai appare fuori controllo. Non basta quello che è stato fatto, occorre una svolta strategica. Questa parte della Sicilia, con riferimento a Vittoria, ha bisogno di un progetto speciale, di un coordinamento speciale, di misure specifiche e speciali che riguardino l'intervento diretto di mezzi, di strumenti, ma anche intelligence, per capire meglio quello che sta accadendo in questo territorio che ha uno dei mercati più importanti d'Europa. Nel mentre è stato richiesto al prefetto, durante l'incontro con il Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico, anche l'implemento delle forze dell'ordine e l'intervento dell'esercito. Abbiamo 32 vigili urbani a fronte di una pianta organica che porterebbe a 120-130 la presenza di polizia locale. Non possiamo solo lamentarci, occorre fare qualcosa, occorre intervenire. Ora la palla è nelle mani del Viminale. La comunità resta in attesa che dalle parole si passi ai fatti. Non è finita, c'è una storia che viene da Catania, giravano su un'auto rubata con dentro della rifurtiva, 2 ventenni sono stati arrestati dalla polizia dopo un inseguimento l'altra notte. Un lungo inseguimento per le vie del centro, poi il bloccaggio e l'arresto. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso un 25enne di Sassuolo e un 28enne di Foggia, residenti entrambi a Siracusa, a bordo di un'auto rubata a Catania, in viale Raffaello Sanzio. Quando si sono accorti della macchina della polizia, i 2 malviventi hanno accelerato bruscamente nel tentativo di darsi alla fuga. I poliziotti durante l'inseguimento hanno intimato più volte l'alt, ma i 2 hanno continuato a sfrecciare a tutta velocità, mettendo in pericolo pedoni e altri automobilisti, passando col rosso ai semafori di via Vincenzo Giuffrida e dirigendosi verso la circonvallazione. Intervenuti anche gli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, è stata effettuata una manovra di restringimento della carreggiata, di modo da obbligare i 2 ladri d'auto a fermarsi. Il 25enne ha tentato la fuga a piedi, colpendo con calci e pugni gli agenti che lo hanno catturato. Il 28enne invece è stato subito fermato dai poliziotti. Sottoposti a perquisizione sono stati trovati 2 coltelli dalla lama di 7 cm, una borsa e all'interno dell'auto è stato rinvenuto il registratore di cassa con ancora i contanti, riconducibile a un furto subito pochi giorni prima dal proprietario di un distributore di benzina della circonvallazione. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire l'esatto momento in cui il 25enne è entrato in azione nella pompa di benzina. I 2 sono stati denunciati per ricettazione. Il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto la custodia cautelare in carcere. E adesso vediamo che cosa dicono i quotidiani siciliani su questa escalation di violenza, in particolare a Palermo, con Luca Ciliberti. A te, Luca. Grazie Michele. Oggi la notizia ovviamente dell'omicidio a Palermo, l'ennesimo omicidio alla Movida, raccoglie l'interesse di tutta la stampa regionale, ovviamente, che racconta i fatti, anche i particolari di questa vicenda, ma anche della stampa nazionale. La foto del ragazzo ucciso compare su quasi tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali. Però noi cominciamo la nostra rassegna stampa proprio partendo dalla stampa regionale. Allora partiamo dalla Sicilia. Palermo morto per sedare una rissa, insomma questa è poi la motivazione che compare su tutti i giornali. La città è sotto shock, qui è il Far West. Un colpo alla testa da un ragazzo che poi ha inneggiato a Rina. E qua le foto dei protagonisti, la vittima, eccola qua, questo ragazzo con gli occhiali, eccolo qua, è il carnefice, in questo caso l'uomo che ha confessato l'omicidio. Il sindaco dice intervenga Roma, è il sindaco sotto accusa, abbiamo visto ieri già la manifestazione spontanea. Restiamo su questa notizia per andare a vedere diciamo dentro le pagine il racconto di questa notte di sangue. Che cosa è successo? Sembra che diciamo, sia scoppiata una rissa nel locale, come raccontava bene il servizio. Poi il ragazzo, la vittima,
abbia sedato questa rissa. Nel frattempo è arrivato quest'altro ragazzo al quale il gestore locale aveva chiesto aiuto. Sembra che tra i due ci fossero ovviamente dissidi precedenti, quindi la vampata di gelosia, sembra per una donna, e poi la morte, il delitto appunto davanti al locale gestito dalla vittima. C'è il precedente che ricordano tutti e che è ricordato anche quella manifestazione, il precedente, i morti nella movida di Monreale. E poi qui insomma il racconto, diciamo, oltre diciamo, la dinamica dell'omicidio, che ancora è tutta da chiarire. La madre ovviamente straziata, che dice come vivrò senza te, insomma una mamma che perde un figlio di 20 anni, straziata. Gestivano quel locale da pochissimo tempo, da febbraio, quindi solo pochi mesi. E poi invece l'identikit del presunto assassino, che è quello che insomma incuriosisce di più, proprio per quello che abbiamo raccontato nel servizio, cioè aveva postato quel video da dove si vedevano ovviamente tutti i simboli della criminalità organizzata, le pistole collane di oro, le pistole attaccate al collo, il Kalashnikov, l'ambientazione della casa stile Casa Monica. Quindi il padre è detenuto e l'omaggio a Rina dopo il delitto. Non era nuovo questo ragazzo diciamo, anche essere identificato e segnalato. Il padre chi è però? Il padre è Vincenzo Maranzano, detto Gnugnu, che è in carcere per duplice tentato omicidio e sta già scontando una pena definitiva a 12 anni di carcere. Lo stesso giovane, come dicevo, era stato fermato dai carabinieri con l'accusa di essere il killer di Taormina, ha dei precedenti, poca roba in confronto al curriculum criminale del padre. E poi, insomma, quel video che diciamo non ha bisogno di commenti, postato un'ora dopo il delitto. Ancora scorriamo le pagine. Perché si comincia a chiedere ovviamente l'intervento dello Stato, però diciamo, io vorrei fare riflettere anche i nostri telespettatori, il caso diventa nazionale ovviamente, però c'è un bel editoriale del direttore della Sicilia oggi che ve lo faccio vedere in prima pagina e poi anche in pagina. Il titolo è "La deriva violenta e la scorciatoia dell'esercito", cioè sembra troppo facile, diciamo, in qualche modo chiedere l'esercito quando poi la situazione sfugge di mano. Perché? Vi leggo solo qualche passaggio del pezzo. Il sindaco è stato criticato, come abbiamo visto, perché non è riuscito a mantenere l'ordine e la sicurezza, però dice il direttore della Sicilia: non spetta al sindaco frenare il commercio di armi né indagare su chi sta in strada, semmai è colpa del sindaco, però una visione corta di un governo della città, e questo si riaggancia anche a quello che abbiamo visto a Vittoria, no? Anche lì risse, violenza, il sequestro, una città che svende interi quartieri, pezzi di territorio e li consegna ai pub, alle apericene, all'illusione che tutto questo, un serpentone di giovani e giovinastri, porti ricchezza e coincida con una comunità viva e vivace. Ma è qui che sta il nodo della questione: è colpa di tutti se in centro chiudono le librerie, i cinema, i teatri, aprono soltanto lounge bar, negozi di t-shirt, slip e reggiseni. Se succede tutto questo si chiede, e se si chiede la militarizzazione di una città con l'invio dell'esercito, significa che tutti abbiamo un problema. Quindi una riflessione abbastanza calzante oggi diciamo, sulle pagine della Sicilia. Andiamo a vedere questo racconto fatto anche da alcuni quotidiani nazionali. Questo per esempio il Corriere della Sera: esce dal suo pub per fermare una rissa, ucciso con un colpo di pistola, aveva 20 anni. E qui tutto il racconto. C'è anche la testimonianza tra le pagine del Corriere della Sera con un'intervista alla madre che racconta chi era il figlio, ovviamente la rabbia di questa donna che si chiama Fabiola Gagliotto, madre appunto di Paolo Taormina, la persona che abbiamo visto nei servizi urlava disperata. Nel passaggio leggiamo: che cosa è accaduto, gli chiedono. Abbiamo sentito grida e confusione venire da fuori, ho visto mio figlio uscire e l'ho seguito fino alla porta, ho visto una piccola pistola, qualcuno ha sparato, gli inquirenti però non hanno ancora ben chiara la dinamica del delitto, che cosa sia successo, lui era per terra tra i tavolini, Paoluzzo mio, ho sentito il suo cuore ancora che gli batteva. Quindi drammatica insomma la testimonianza
della madre. Dice, poi gli hanno chiesto che cosa hai fatto, l'ho abbracciato e ho sentito che respirava ancora, l'ho tenuto stretto e poi ho sentito come un tremore, quindi un figlio che è morto tra le braccia della madre. Felice Cavallaro scrive della movida criminale dei ragazzi con le armi, perché anche questo è un tema che è stato sollevato proprio in questi giorni. L'arsenale dei clan in mano ai giovani e la città è sotto shock. Tanti temi, no, Michele, di riflessione su questa vicenda, che non è solo l'omicidio, un ragazzo morto durante una rissa, ma qui si intrecciano veramente tante dinamiche. E poi il racconto dei fatti successi anche a Monreale per inquadrare la vicenda. E guardate qua, il killer, qua si vede meglio, è la piazza, il killer è la piazza, il killer è questo ovviamente, con le pose strafottenti, il post dopo il delitto, con la fiction su Riina, era un passaggio del capo dei capi, ma qui Palermo indignata che scende in piazza perché non ne può più di queste violenze. Davvero interessante anche il racconto del Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece come racconta la vicenda la Giornale Sicilia, che ovviamente mette in prima pagina i fatti. Movida di sangue, ucciso a 20 anni, voleva sedare una rissa, fermato il giovane dello Zen. Il post, la paura, l'indignazione e il lutto cittadino. Anche qui l'editoriale del direttore del Giornale Sicilia del titolo "Quel tempo in cui l'orrore diventa ponderabile". E ancora chi recita la litania, c'è ancora chi recita la litania che comunque Palermo non è il Bronx, e non lo è. Magari Palermo oggi fosse il Bronx di oggi, purtroppo non lo è, perché il Bronx appunto è stato risanato, riqualificato, oggi è un quartiere vivibilissimo. Dicono che altrove vanno anche peggio, che i numeri, le statistiche, le percentuali, gli assi cartesiani delle ascisse e quelli delle ordinate ci confortano. Quello che abbiamo sentito anche, Michele, dai prefetti, no? Dal prefetto di Catania, dal prefetto di Palermo, dice: i dati sulla delinquenza non dicono che queste città sono in pericolo, eppure succedono queste cose. Percepita diversa da quella reale. Esattamente, diversa da quella reale. E quindi diciamo su questo si riflettono oggi i quotidiani, e qui diciamo le foto dei protagonisti, loro malgrado, di questa vicenda. Questo è il Giornale Sicilia. Vediamo anche la Gazzetta del Sud. Ovviamente Palermo ucciso un ventenne, era intervenuto per aiutare un ragazzo picchiato dal branco. Questo è il racconto che fanno i quotidiani di questa vicenda. Possiamo vedere anche la prima pagina del tomo di Palermo della Sicilia, perché qui ci sono delle riflessioni ulteriori. Addirittura diciamo, la città spaccata in ideologie, il centrodestra vuole l'esercito in città, come se un'altra parte politica avesse altre soluzioni diciamo, rispetto alla sicurezza. L'SOS della polizia, di altri uomini che chiede sempre più uomini, ma è diciamo anche questa testimonianza del parroco dello Zen. Ricordo il killer viene proprio, è originario o viveva comunque allo Zen, il parroco dello Zen, che dice, ed è drammatica questa testimonianza a mio modo di vedere: qui lo Stato non comanda. Cioè, significa che si è arreso alla criminalità organizzata, a questi giovani e a questo stato dei fatti. E poi lo livella, diciamo, dove sono accaduti i fatti, la Champagneria, chiamata così la zona per la presenza di tantissimi locali, la paura dei commercianti. Quando si fa tardi arrivano i lupi, e se lo sanno i gestori, mi domando io come fanno a non saperlo le forze dell'ordine, come fanno a non saperlo le istituzioni e come fanno a non intervenire. Mancano i controlli. Al posto di Paolo potevo esserci io, dice un altro gestore del locale. E poi gli altri casi, da via la Lumia, l'abbiamo raccontati anche all'interno del telegiornale, a Sferracavallo, 2 anni di risse e pistole. Ed è questa la riflessione ulteriore, cioè queste violenze, queste sparatorie, questi morti vanno avanti da 2 anni e nessuno riesce a mettere un argine a questa violenza. La mobilitazione dei cittadini è ancora ripresa, stanchi che scendono in piazza, e questa è la prima pagina
della Sicilia di Palermo. Vediamo anche qualche altra notizia di qualche altro, di altro tenore, ovviamente. Riprendiamo la prima pagina della Sicilia. C'è una questione politica, oggi ci sarà un vertice di maggioranza a Palermo, quindi Arce, Schifani e Galvagno fra strategie e fantasmi, la tregua conviene a tutti, quindi il vertice di maggioranza, secondo il collega Mario Barresi, si dovrebbe chiudere con un volemo bene, con un nulla di fatto, perché conviene a tutti, insomma, mantenere questa maggioranza. E poi ovviamente troveremo tra le pagine dei giornali tanto sport. Oggi lunedì molti giornali dedicano appunto ampio spazio allo sport. Riprendiamo invece la prima pagina della Gazzetta del Sud, che leggiamo anche nelle altre notizie. Lasciamo da parte, l'apertura è sempre nazionale, in questo caso internazionale, perché in queste ore diciamo, si stanno liberando gli ostaggi di israeliani rinchiusi a Gaza da Hamas, e quindi questo lo vedremo più avanti, che anche qui i giornali diciamo, raccontano molto. Schifani e gli alleati, teniamo unita la coalizione. Vedete, la politica è la notizia di spalla di questa giornata, quindi l'interesse verso il vertice convocato dal governatore dopo la bufera sulla maggioranza all'Ars. Ieri si sono conclusi, e qui ne dà conto anche la Gazzetta del Sud, gli stati generali delle isole minori alle Eolie. 3 giorni dove si sono incontrati ministri, esponenti politici, esponenti delle categorie del turismo, degli albergatori, dell'accoglienza, per capire come diciamo, implementare l'economia delle isole minori. Ora la prova dei fatti, dopo tante chiacchiere, insomma, torneranno a riunirsi nel 2027, lo ha detto proprio il ministro Nello Musumeci, che diciamo, era tra gli 11 ministri intervenuti proprio a questi stati generali. E poi sempre tra le pagine della Gazzetta del Sud, ve lo ricordo, il quotidiano di Messina, non finisce mai la polemica del ponte, o comunque le notizie che riguardano il ponte sospeso tra chiarimenti alla Corte dei Conti e petizione contro. Da te, Michele. Grazie Luca, torneremo più tardi con i quotidiani nazionali. Adesso è lunedì, diamo un'occhiata al traffico in diretta con le nostre telecamere. Qui siamo sulla... dove siamo? Vincenzo Giuffrida, vero? Sì. Il traffico è scorrevole, intenso ma scorrevole, come si suole dire, sia in un senso che nell'altro. Vediamo un po' Tondo Giovanni cosa ci dice. Vediamo solo la corsia, diciamo così, di destra. Anche qui ogni tanto qualche rallentamento per i semafori, però insomma il traffico è intenso, come è sempre intenso a quest'ora, soprattutto il lunedì. Bellissima quest'altra immagine, l'Etna vista da Taormina, e ci sono un po' di vapori probabilmente che arrivano dall'Etna, ma forse anche delle nubi. Comunque un'immagine stupenda, e qua guardate la perla dello Ionio che si conferma ogni lunedì tale, grandioso. Adesso ci fermiamo, breve pausa, tra poco con Luca Ciliberti, quotidiani nazionali, vedrete che tutti parlano ancora purtroppo della sciagura di Palermo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, tra poco vedremo come cambierà il Teatro Massimo Bellini e tutta l'area circostante con l'assessore ai lavori pubblici Sergio Parisi. Ma intanto la parola a Luca Ciliberti per la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Allora Michele, oggi cominciamo la parte nazionale della rassegna stampa, gioco forza con la notizia che in queste ore sta catalizzando l'attenzione del mondo, senza mezze misure. Quindi vediamo il sito dell'agenzia ANSA, la notizia riguarda il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. In 7 già consegnati, saranno 20 gli ostaggi rinchiusi da 2 anni a Gaza da parte appunto delle cellule terroristiche di Hamas, che saranno rilasciati e che sono stati appunto oggetto delle trattative per la tregua in Medio Oriente. Quindi Hamas rilascia gli ostaggi in 7 consegnati alla Croce Rossa, stanno bene, in piedi autonomamente. Herzog dice questa mattina è una mattina di grande speranza, applauso a Tel Aviv, a Piazza degli Ostaggi, diciamo dove in questo momento si attendono altre notizie. E questa è l'ANSA. Andiamo a vedere invece anche diciamo qualche sito
internazionale, eccolo qua, il Washington Post, il quotidiano diciamo più vicino alla Casa Bianca. Hamas rilascia i primi 7 ostaggi, quindi un punto di partenza diciamo sotto il ceasefire deal begin, quindi l'accordo per la pace che comincia proprio con questa fase. E anche il Jerusalem Post, no? il quotidiano di Gerusalemme, sottolinea che le forze armate israeliane, l'IDF, conferma i 7 ostaggi chiusi a Gaza che stanno bene e sono stati rilasciati. Bellissime queste immagini, guarda, Sì, gli sì. abbracci con Gli abbracci, scorrono le foto, sì, gli abbracci in che piazza in Israele, quindi vedete le bandiere americane. Questo non è, diciamo, facciamo rivedere la foto, non è banale, perché in queste ore proprio a Gaza si inneggia a Donald Trump come l'elemento pacificatore in questo conflitto. Quindi molto interessante, diciamo, questa lettura anche trasversale dei fatti a livello internazionale. Andiamo a vedere invece i giornali, perché i giornali oggi con tutte queste notizie ci aprono, e quindi partiamo col Corriere della Sera. Il Corriere della Sera: Israele, il giorno degli ostaggi, l'ora dello scambio tra rapiti e detenuti palestinesi, Trump a Tel Aviv prima del vertice in Egitto. Perché oggi pomeriggio ci sarà il vertice per diciamo, capire come affrontare la fase 2, no? Tutto ovviamente diplomazia, ma in campo c'è anche la ricostruzione, e qui gli interessi dei paesi, in questo caso protagonisti di questa vicenda: Stati Uniti, alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, ma anche i paesi arabi. Quindi questo è il titolo del Corriere della Sera. E poi vedete, lo avevo anticipato, la questione di Palermo, la vittima all'omicidio di Palermo ritorna su quasi tutte le prime pagine, soprattutto i quotidiani generalisti. Eccolo qua, confessa un 28enne dopo l'omicidio, il post su Rina, Paolo ucciso a 21 anni, aveva sedato una rissa. Questa è la foto della vittima. Oggi si chiuderanno alle 15 le elezioni regionali in Toscana, la sfida Gianni Tommasi, Gianni esponente del centro-sinistra, governatore uscente, Tommasi il candidato del centrodestra. L'affluenza crolla, e questo è un dato molto significativo anche dal punto di vista politico, perché regioni come Toscana ed Emilia-Romagna hanno sempre partecipato largamente al voto, quindi vedremo cosa succederà. Questa è un'incognita sul voto. Andiamo a vedere invece la prima pagina del quotidiano La Repubblica. Eccoli qua gli ostaggi, il giorno degli ostaggi. È bella questa foto che mette il quotidiano La Repubblica in prima pagina, perché questi sono gli ostaggi, i 20 ostaggi, 7 sono già stati rilasciati. Queste sono le foto ovviamente prima dei fatti del 7 ottobre. Molti sono stati sequestrati dai kibbutz, alcuni erano alla festa, al rave, sono stati portati ovviamente all'interno della striscia di Gaza e rapiti. Il rilascio di 20 israeliani rapiti 2 anni fa, i corpi dei morti saranno consegnati dopo, ultime trattative per scarcerare Barghouti, perché questo è anche oggetto di trattative, e poi Trump che dice la guerra è finita, quindi lo certifica. E qui appunto le foto degli ostaggi. Poi c'è una polemica che mette di spalla il quotidiano La Repubblica, è una polemica politica diciamo su questioni ideologiche e sociali. Il ministro Roccella che vuole vietare le gite ad Auschwitz per incolpare il fascismo, la condanna della Segre, della senatrice a vita Liliana Segre, che ha conosciuto l'orrore del fascismo, che condanna appunto la posizione del ministro Roccella. E questa è la prima pagina della Repubblica. Andiamo a vedere invece La Stampa. No allo Stato palestinese, eccola qua un'altra questione. Chi lo dice? Parla il ministro degli esteri di Israele, Saar, perché dice Trump
stampa, il nostro migliore amico, il paese riabbraccia gli ostaggi, però dello Stato palestinese non ne vuole parlare più nessuno. Quindi insomma questo ricordiamo le mobilitazioni, l'ONU, quanti paesi all'ONU hanno dichiarato la volontà dello Stato di come dire, certificare lo Stato di Israele, e questo è invece la prima pagina e il titolo della stampa. Di spalla vedete l'omicidio di Palermo, ucciso a 21 anni, si dava una rissa, l'assassino e i post dedicati a Riina. Questo post, diciamo, dedicato a Riina non è banale, diciamo, nel racconto, perché traccia, no, Michele, esattamente un profilo di questo assassino, uno stile di vita e come dire, un'ideologia basata appunto sulle ragioni della criminalità. Questo è diciamo, la prima pagina della stampa. Ci sono dei commenti molto interessanti, tra cui questo, la parola pace svuotata di senso, del filosofo Massimo Cacciari, che appunto riflette su questa parola, sulla pace, oggi nelle questioni più importanti, tra cui appunto questa, tra Israele e Gaza e Palestina. Andiamo a vedere velocemente, prima di vedere gli altri quotidiani, anzi facciamo vedere la prima pagina del Messaggero, perché il Messaggero appunto apre con Gaza, gli ostaggi verso casa, poi la rissa violenta, eccola qua, di Palermo, lo mette ancora in prima pagina. Vedete, tutti i giornali non fanno a meno di sottolineare, insomma, la gravità di questa questione. E poi il vertice sulla manovra, che è un altro dei temi della giornata dal punto di vista della politica nazionale, perché appunto si riflette su come sarà la nuova finanziaria del governo Meloni, e che cosa ci sarà. Abbiamo sentito in questi giorni tanti buoni propositi per abbassare le tasse al ceto medio, vedremo cosa succederà. E questo è il Messaggero. Vi faccio vedere velocemente dalle pagine e poi andiamo a vedere i quotidiani politici il racconto. Questi sono gli ostaggi, chi sono, lo troviamo su Repubblica con tutte le loro storie. È davvero interessante leggerle uno ad uno, perché si tratta di persone, di ragazzi normali, di ragazzi che vivono in Medio Oriente ma potrebbero vivere in qualunque parte del mondo civilizzato. Quindi vedete, questa è la storia. E poi Gaza com'è oggi? Eccolo qua, questa è una foto che dà davvero il senso di quello che è successo in questi 2 anni in questa parte di mondo. Qui serve tutto, dicono, come dopo uno tsunami, ma ripartiamo dalla scuola. Vedete, questo che padre Romanelli vuole indicare come via di uscita, diciamo, di ritorno alla normalità. E poi ancora la Meloni si mette avanti per la ricostruzione, le grandi aziende in campo, più vicine sia alla Palestina, come dire, anche noi ci siamo in questa partita, anche il nostro paese con le nostre grandi imprese che hanno fatto la storia dell'economia nel mondo possono in questo momento dare una mano alla ricostruzione, e ovviamente qui si aprono gli interessi economici di grande rilievo, di grande livello. Andiamo a vedere un po' di quotidiani politici. Il Giorno della Libertà, questo è il giornale di Sallusti, eccolo qua, giornale di orientamento di centrodestra, il Giorno della Libertà, però quello che, diciamo, vi sottolineiamo è ovviamente la lettura politica di tutto quello che succede. Dopo 2 anni finisce l'incubo, 20 superstiti tornano a casa e Netanyahu inizia la guarigione, basta disaccordi, ma l'albanese, che è stato uno dei personaggi più criticati in questi mesi, questa professoressa universitaria pro-Palestina, pro-Pal, pro-Gaza, diciamo a spada tratta, al corteo con Schlein e Conte, pace per completare il genocidio. Quindi insomma si inquadra anche, come dire, un fronte politico ben definito. E poi questa curiosità, Gennaro San Giuliano, l'ex ministro che, diciamo, è ritornato, giornalista, è ritornato in Rai come corrispondente da Parigi, adesso ritorna dopo lo scandalo, insomma, di Maria Teresa Boccia, potrebbe ritornare in politica, potrebbe ritornare in campo come capolista di Fratelli d'Italia in Campania. La Campania sarà impegnata le prossime regionali in questo tour de force di 6 competizioni regionali che dovrebbero dare poi un altro quadro della politica, o comunque definire diciamo, gli equilibri della politica nazionale. Questo è il giornale. Andiamo a vedere velocemente Libero. Gli azzurri di Gattuso nel mirino dei pro-Pal, perché anche qui la nazionale giocherà domani contro Israele, quindi pace a Gaza, guerriglia in Italia, molto critico il quotidiano Libero, tantam tra i duri del movimento per creare il caos prima della partita con Israele domani a Udine. Una regia dietro i cortei, il Viminale indaga. C'è una notizia
diciamo, curiosa, ma che allo stesso tempo fa indignare, la mette in prima pagina il quotidiano Libero. È successo questo ieri a Roma, l'ultimo sfregio, un ubriaco si è messo a urinare sull'altare di Piazza San Pietro e quindi è stato ripreso dai turisti allibiti alla stupidità umana, non c'è mai fine. Andiamo a vedere il Tempo, la transumanza, eccolo qua, le pecorelle smarrite della sinistra in fuga da Albanese e dai Propalla, perché adesso, secondo il racconto del quotidiano Il Tempo, diciamo, i più equilibrati, diciamo, del centrodestra, i più moderati del centrodestra cominciano a capire che stare sul fronte, diciamo, dell'oltranzismo non porta a niente, e quindi le pecorelle smarrite della sinistra in fuga appunto dall'Albanese e dai Propalla. Il Fatto Quotidiano, che apre ovviamente con le questioni di Israele e della Palestina, vuol salvare Herzog, vuol salvare Netanyahu, che minaccia, non finisce qui, in attesa dello scambio di prigionieri e dell'arrivo di Trump. Questo è il Fatto Quotidiano, che apre ancora con la politica internazionale, e poi faccio vedere il Foglio nell'edizione del lunedì, nell'edizione fredda, che fa una bella riflessione. Medio Oriente formato Trump, quindi come per dire il presidente degli Stati Uniti arriva in Israele e in Egitto per passare alla seconda fase del piano, e Hamas sta già facendo di tutto per renderla complessa. Il successo del nuovo Medio Oriente dipende dalla velocità con cui si passerà dalle celebrazioni alla realizzazione. E con questa riflessione, insomma, chiudiamo anche questa seconda parte della rassegna stampa. Grazie Luca, ci rivedremo più tardi. Noi tra poco parleremo con l'assessore catanese Sergio Parisi, assessore ai lavori pubblici, del nuovo salotto di Catania. Fra pochissimo, state con noi, buongiorno Sicilia. Il nostro ospite è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Catania Sergio Parisi, buongiorno e benvenuto. Parliamo del restauro, del rinnovamento del Salotto Buono di Catania, cioè il Teatro Massimo Vincenzo Bellini e della piazza che lo circonda. Un finanziamento importante per fare tutto questo, vero Assessore? Sì, un finanziamento importante, devo dire conquistato dal sindaco Trantino dopo alcuni viaggi romani lì al Ministero. Aveva un finanziamento proprio concordato col Ministero della Cultura in un piano strategico legato proprio al recupero di edifici del genere, un finanziamento di 3.300.000 euro che riguarderà circa 800 metri quadri delle facciate del teatro, ma ovviamente tutto ciò che è legato anche al recupero delle statue, quindi un importante intervento che si lega poi ad un altro intervento per circa 2 milioni di euro. Lo abbiamo presentato in giunta proprio insieme, un altro intervento che sono circa 2 milioni di euro per il recupero della piazza Vincenzo Bellini, la via Bellini e la via Rapisardi, e questo invece è un finanziamento del PNRR inserito nei PUI. Quindi devo dire andiamo con ordine, sì. Assessore, vediamo un po', innanzitutto le facciate. Un restauro conservativo di 760 metri quadrati, è una cosa imponente, veramente. Sì, un lavoro importante su un edificio storico realizzato alla fine del 1800, quindi ovviamente un lavoro che sarà affidato a mani esperte, il tutto concordato naturalmente con la sovrintendenza, e quindi sicuramente un bel vanto per la nostra città, ecco, riportare quell'edificio. Consolidamento, pulitura, restauro delle parti meccaniche e metalliche e anche di legno, e un nuovo progetto anche di illuminazione, quindi il che renderà ancora più fruibile. Sì, ma proprio tengo a sottolineare la perfetta sincronia tra i due progetti, quindi due interventi che partiranno, diciamo, in parallelo. Sono certo che sono interventi che saranno molto graditi dai nostri concittadini, ma sicuramente anche dai nostri turisti. Quello è già bellissimo, ma questo sarà ancora più bello. E la piazza Vincenzo Bellini, anche questo sarà valorizzata con
le bordature della pietra di Modica. Di Modica, Io la pietra bianca non di Modica. sapevo. Cos'è la pietra di Modica? La pietra bianca di Modica, Catania ha comunque utilizzato questa pietra in tanti edifici, in tante strade, quindi sarà recuperata con un'attenzione appunto particolare al pregio proprio della pietra. Noi stiamo riqualificando anche il Palazzo di Città, avete visto che è imbragato, Sì. E anche esso sarà restituito alla città a breve con un lavoro certosino che riporterà il palazzo agli splendori dell'epoca del 1700, quindi tante iniziative. Che bello. Utilizzando risorse, lo voglio sottolineare, non del nostro bilancio comunale, anzi neanche solo un centesimo del nostro bilancio comunale, quindi questo la dice lunga sull'utilizzo dei fondi, in alcuni casi europei, in alcuni casi statali, certo. E devo dire lì sta funzionando molto bene la nostra direzione delle politiche comunitarie e dei lavori pubblici in questo caso. Quindi, tornando al teatro Vincenzo Bellini, nuove aiole, alberature autoctone e poi, come diceva lei, le vie di accesso principale, cioè via Teatro Massimo e via Rapisardi, che saranno alberati, si trasformeranno con panchine. Ovviamente arredi, panchine, una nuova illuminazione a LED, quindi anche a basso consumo ma con una resa maggiore, e anche un servizio di telecamere che ovviamente garantirà la sicurezza. Qualcosa lo stiamo vedendo adesso, anticipazioni, rendering. La pietra bianca di Modica. Eccola, vedi? Così imparo qualcosa. E ci sarà telecamere di videosorveglianza? Assolutamente sì, sono circa 2 milioni, quindi un importo importante per riqualificare le strade adiacenti al teatro e, ripeto, nella visione strategica del progetto del Teatro Massimo Bellini sicuramente sarà, diciamo, un belvedere una volta che saranno realizzati i due progetti. Tra l'altro ci sarà anche un altro progetto che è quello di Piazza Pietrolupo, che a breve partirà anche, quindi diciamo tutta la zona sarà interessata da lavori importanti che, ripeto, sono legati soprattutto a fondi comunitari. Ecco, è tutto già approvato, comincerà quando allora? Tutto approvato, già con delibere approvate in giunta, quindi a breve partiranno le gare, la direzione ovviamente darà massima priorità a queste gare, quindi diciamo il tempo necessario per concludere tutto l'iter e poi partiranno le gare. Però non è soltanto la riqualificazione di Piazza Teatro Massimo Bellini, avete anche tanti altri progetti in cantiere. Ce ne vuole accennare qualcuno? Innanzitutto, recentemente abbiamo parlato di decreto Caivano per San Cristoforo. C'entra o non c'entra? No, quello c'entra anche, diciamo che Catania attualmente è un cantiere a cielo aperto, ma tanti altri cantieri partiranno. Devo dire c'è stata una perfetta cabina di regia con il sindaco, con gli assessori, ma naturalmente con i nostri dirigenti, un impegno importante, una responsabilità importante. Se parliamo di grandi progetti non posso non parlare del Parco della Repubblica. Chiunque passa da Via Mentemiglia, da Corso Sicilia e si affaccia alle spalle della fiera vede questa immensa area già bonificata. Ecco qui vediamo il video del recupero dei rifiuti, ma una cosa incredibile. Io ho seguito giorno dopo giorno la bonifica di quest'area e già ad occhio nudo ci si rende conto dell'immensità di quest'area e di quello che sarà poi il parco della Repubblica. Tra l'altro con un iter velocissimo siamo riusciti anche ad espropriare una parte di questo terreno, quindi che già il nostro possesso è proprio quello dove si sta facendo la bonifica, quindi ecco, affacciandosi lì si ha l'idea di cosa nascerà fuori da questo meraviglioso progetto. Quindi questo e lì cosa realizzerete? L'abbiamo detto varie volte anche con il sindaco, però forse sì, lì sarà un parco, un polmone verde al centro della città, anche sempre con attrezzature sportive come abbiamo fatto in tantissime piazze della città, quindi sono certo che soprattutto i residenti, ma tutti i nostri concittadini avranno modo di apprezzare questa iniziativa che definirei quasi storica per quello che è stato sempre anche il degrado di quell'area, e quindi questo sarà certamente motivo di grande soddisfazione. Non posso non ricordare quello che a breve partirà, che è il progetto sulla riqualificazione del lungomare, ben 57 milioni di euro come strategia complessiva, dove
da un lato si recupererà il lungomare, diventerà una sorta di boulevard tipo Barcellona, da un altro lato si sta creando l'alternativa al lungomare con via Baraco, tanto già è stata aperta la prima rampa in quella bretella e quindi diciamo si sta cambiando anche lì di pari passo, ma soprattutto la cosa fondamentale è che la dotazione economica è assolutamente adeguata a quella che è l'importanza del progetto, già consolidata anche lì, tanti viaggi con il sindaco trentino, quindi anche questo sarà davvero motivo di grande soddisfazione per questa amministrazione, ma soprattutto per la città. Poi i 50 milioni della zona industriale sono stati già deliberati i lavori e anche già banditi, quindi per 7 lotti per riqualificare tutte le strade della zona industriale, quindi come vede anche numeri importanti in termini economici, ma lo voglio ribadire, una perfetta cabina di regia che sta funzionando, che tra l'altro porta Catania ad essere tra le prime città per quanto riguarda il rispetto dei target assegnate e per quanto riguarda ovviamente i progetti che sono già in atto. Ma quindi cambierà molto veramente Catania così, sì, poi ovviamente non voglio sottolineare tutto quello che è stato fatto sull'impiantistica sportiva, ben 70 milioni, compreso anche le piazze, quindi compreso anche tutte le strutture sportive all'interno delle piazze, con queste scuse le abbiamo riqualificate, Piazza Nettuno, Piazza Europa, il Villaggio Sant'Agata, quindi tante iniziative e poi ovviamente il Palanesima era il simbolo del degrado della nostra città e mi permetto di dire anche forse della nostra Sicilia, oltre che del quartiere di Nesima, sempre con fondi comunitari, come vedete dalle immagini, lo si sta riqualificando con la consegna dell'impianto prevista per giugno 2026, un lavoro incredibile con 14 milioni di euro che tra l'altro probabilmente si stavano anche quasi perdendo, dico io, è stato fatto un lavoro straordinario da parte della direzione politiche comunitarie e lavori pubblici con in testa l'ingegnere Finocchiaro e anche questo è un lavoro che stiamo seguendo, come vedete, in maniera molto attenta e lì ci sarà la possibilità di una nuova Caivano, perché lì non solo si sta riqualificando il palazzetto, ma si stanno portando avanti tante iniziative e tante altre sono state portate avanti, come il campo da calcio di Nesima, come la piscina che funziona perfettamente e ci siamo aggiudicati un bando con Sport e Salute per riqualificare l'area antistante proprio il palazzetto e lì sorgerà una sorta di playground con un parco a verde sempre di fondo il palazzetto, oltre a tante altre attrezzature sportive. Vedrete che lì veramente sarà una nuova Caivano e sono certo se ne parlerà a livello nazionale. Vi seguiremo passo passo. C'è una nota stonata in tutto questo che uno dei quotidiani stamane, abbiamo appena visto nella rassegna stampa, lamenta che già nella zona di Piazza Famà ci sono stalli abbandonati, non tutto è in ordine. Così. Ma non è così assolutamente. Io invito tutti coloro che hanno dei dubbi sulla bontà di questo progetto, perché voglio ricordare lì è stato realizzato un parcheggio, al parcheggio è stato sottratto uno spazio importante, è stato per realizzare questo mini parco con delle attrezzature sportive, si denuncia il fatto che una parte del verde che si affaccia sulla strada non è stato ben curato, ma in realtà è solo quella parte, ahimè, hanno rubato, chi fa la manutenzione ci ha spiegato che hanno rubato i pop-up quest'estate e quindi purtroppo abbiamo perso la continuità nella manutenzione di quel verde, ma invito tutti a farsi una passeggiata, soprattutto nelle ore pomeridiane, vedrà tanti ragazzi proprio frequentare questo parco, perché è un mini parco, frequentare gli spazi a verde, frequentare gli spazi sportivi e soprattutto chiedere a questi ragazzi sull'importanza o meno della realizzazione di quest'opera. Sono certo che si rivederanno. La risposta sarà positiva. Assolutamente sì. Lei non c'entra tanto, ma è un dirigente del nostro comune, è obbligatorio chiederlo. Oggi l'attenzione di mezza Italia, se non tutta, è concentrata su Palermo, i guai grossi che ci sono stati ieri, è tutta una lunga scia. Catania, quanto a sicurezza, le chiedo solo questo, a che punto è? Ma guardi, la percezione da catanese rispetto anche a tante altre città, diciamo delle dimensioni come Catania, non è certo. Ci sono ovviamente dei problemi non indifferenti, ma il lavoro proprio che si sta facendo nel recupero di queste aree, perché se le mettiamo tutte insieme, le aree che sono state recuperate in questi ultimi anni, ci danno l'idea che siamo sulla strada giusta proprio in funzione di quello che è il recupero sociale di questi ragazzi. Voglio citare solo un esempio. Piazza Europa, prima della riqualificazione, intendo Piazza Europa proprio dove c'è la fontana di Piazza Europa, era meta di scorribande con motorini, meta anche di zone di spaccio.
Adesso tutto quello che accadeva nel passato non accade più, e così come il discorso del Palanesima, un'area, quella di Nesima, degradata, meta di spaccio, soprattutto anche di zona per depositare rifiuti, ma tornando al discorso della sicurezza, era veramente una zona assolutamente insicura. Il recupero di quell'area, come il recupero di tutti gli impianti sportivi, sicuramente contribuirà anche ad incidere in maniera positiva sui temi che sta dicendo lei. È molto importante questa visione, come dire, un po' diversa da quella che oggi si parla molto, forze armate, esercito, forze di polizia, eccetera. C'è chi dice non è questa la strada giusta. È interessantissima questa sua assolutamente sì. Dire, è stata la nostra visione che garantisce poi la sicurezza. È stata la nostra visione, e i fatti ci danno ragione. Ripeto, basta farsi una passeggiata, dico soprattutto nelle ore pomeridiane, per vedere quanto sono ben frequentate queste piazze, queste aree che prima erano degradate, e soprattutto anche col recupero di questi impianti sportivi avremo la possibilità di vedere tanti ragazzini che magari prima frequentavano ambienti certamente non belli, adesso invece possono fare sport. Benissimo, adesso prossima tappa, il rinnovato Teatro Massimo Bellini nella piazza, grazie all'assessore Sergio Parisi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Catania. Un'occhiata al tempo, lunedì mattina è obbligatorio, e poi parleremo di un libro divertente, un libro di calcio, ma ha un titolo simpaticissimo, Virtus Terronia. State con noi, buongiorno Sicilia. Ancora. Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì tutto sommato all'insegna del bel tempo in gran parte d'Italia, da segnalare giusto qualche nuvola in transito sulle isole maggiori e poi parecchia umidità in pianura padana. Ma per quanto riguarda la Sicilia, comunque, a parte qualche nuvoletta, le condizioni meteo restano più che discrete. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno, anche come ventilazione rimane per lo più di debole intensità, qualche rinforzo sulle Egadi e in generale sul canale di Sicilia. Come temperature e valori ancora miti, arriviamo a sfiorare anche i 24-25 gradi, quindi si sta bene. Cosa accadrà nella giornata di martedì? Attenzione, tempo in peggioramento. Tornerà molta più variabilità, con qualche nuvola di passaggio, qualche piovasco, tra l'altro piogge che insisteranno poi anche mercoledì, e di conseguenza anche temperature in leggera diminuzione. Nulla di eccezionale, perdiamo giusto un paio di gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone, aggiornate o scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, oggi parliamo di un libro scritto a 4 mani, e noi abbiamo in collegamento uno dei due autori, si chiama Michelangelo Monachello. Buongiorno e benvenuto. L'altro autore, buongiorno. L'altro autore è Agostino Lupo, l'editore Logos. Il libro si intitola Virtus Terronia, che già fa ridere, è divertente solo dal titolo. Cos'è Virtus Terronia, Monachello? Allora, Virtus Terronia è la scuola del popolo, cioè non è solo un titolo, ma è proprio una dichiarazione d'amore al calcio, cioè un amore per il calcio vero, quello vissuto con il cuore e con la pelle d'oca. Cioè è una storia autentica, perché è la storia di provincia, ma anche il racconto del calcio, un modo di vivere, un modo di stare insieme, cioè di creare qualcosa proprio di comune. Cominciamo dall'inizio. Siete una coppia, diciamo, che scrivete a 4 mani, e nella prefazione raccontate come è cominciata, no? Agostino si è dedicato alla scrittura, mentre lei, Michelangelo, ha curato la parte tecnica e organizzativa. Beh, una bella società, eh? Sì, praticamente l'idea è nata quasi per caso, perché parlando con il mio socio Agostino proprio del calcio che ci ha fatto innamorare, quindi del calcio dei sacrifici del calcio, delle maglie sudate, degli spogliatoi freddi e delle panchine traballanti, cioè un calcio dove la passione vale più dei milioni, e il tipo quindi è un atto d'amore e non di consumo. Quindi da quella chiacchierata è nato tutto. Quindi abbiamo deciso di raccontare non solo una squadra, ma un mondo, cioè il mondo di provincia, le persone, le storie, le emozioni che rendono quindi il calcio popolare un fenomeno culturale prima che sportivo. Infatti Agostino si è occupato, come ha detto lei, della scrittura,
E invece io mi sono occupato degli aspetti tecnici e delle interviste. Praticamente sono andato a contattare molti allenatori, molti dirigenti, dove mi sono fatto raccontare un po' il loro vissuto e poi collegare tutto alla storia del racconto del romanzo. Poi grazie al nostro editore... Prego, continui pure. No, volevo solo dire grazie anche al nostro editore perché ci ha dato fiducia e ha creduto in noi per la pubblicazione del libro. Allora, vengono fuori due cose almeno, in tante. Il calcio come strumento di unione sociale e culturale, quindi non di contrapposizione, e due, che in qualche modo esprime l'anima del meridione, del mezzogiorno, contraddizioni, ma anche voglia di riscatto. È così? Sì, perché la Virtus Serrone rappresenta proprio qualcosa che va oltre lo sport, cioè il territorio del sud, del meridione, che ha proprio una propria appartenenza un'appartenenza profonda, perché ogni domenica proprio questa squadra ogni domenica lottava per i propri tifosi e i tifosi erano sempre con noi, erano sempre, diciamo, insieme, perché in un'epoca in cui il calcio è sempre lontano dalle persone noi abbiamo voluto proprio raccontare quello che resiste, quei cambi di periferia dei bambini e quelli che sognano, cioè genitori che fanno chilometri per andare a vedere la partita, quello che diciamo oggi un po' nella realtà è un po' si va un po' a perdere. In ombra, sì, è vero, sì. È interessante. Quindi storie tutte vere, emozioni anche autentiche, vero? Emozioni indescrivibili, perché non è solo un libro, è proprio un atto d'amore, un tributo al calcio vero, quello che nasce proprio dai vicoli, dai cortili e nei piccoli stadi di provincia, perché anche solo una persona leggendo queste pagine del libro si ritroverà il gusto di credere anche nello spirito, ma anche vedrà che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello di fare innamorare i tifosi con questo libro, perché è proprio, il nostro intento era proprio quello, fare innamorare i tifosi con questo libro. Con questo libro che è un libro che fa sorridere ma anche commuovere e poi genera memoria, ricordo, è così? Sì, perché parlando anche della trama dico, noi passiamo dall'inizio in cui il presidente ha avuto dei problemi economici e poi sono entrati in campo i tifosi con l'azionato popolare e da lì è iniziato tutto con i tifosi che hanno dato una mano. E poi il momento in cui l'ultima giornata in cui diciamo ci siamo salvati è stato un boato, una cosa bella. Beh, fantastico, vi sarete divertiti molto, oltre che coinvolti nello scrivere lei e Agostino Lupo. Sì, molto, perché è qualcosa che, cioè, noi non siamo scrittori professionisti, quindi già fare una cosa del genere ci ha entusiasmati e quindi l'abbiamo fatto con il cuore e ci siamo riusciti. Questo era il nostro intento, riuscirci, fare del nostro meglio. E come diceva, come dice un grande del nostro calcio, Luciano Spalletti, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Forse il nostro destino era forte ed era conciso. Uomini forti, bene. Vi laureiamo ufficialmente uomini forti. Complimenti quindi a Michelangelo Monachello e a Agostino Lupo che non è qui con noi. Cioè voglio salutare Agostino che oggi non è qui con noi, che è dalla Germania, e ringrazio anche, se posso, il nostro editore che ci ha dato questa possibilità, si chiama Salvo Zammuto. Coglie l'occasione per salutare, ti saluta pure a lei. Certo, l'editore Logos e il titolo del libro è Virtus Terronia. Complimenti ai nostri autori, in bocca al lupo per il successo del libro. Adesso facciamo una breve pausa, poi parleremo di un argomento molto serio, le farmacie che diventano presidi sanitari, e potrebbe essere questa la strada anche per migliorare la sanità pubblica che arranca spesso con difficoltà. State con noi, buongiorno Sicilia.
dire che lì potremmo fare, facciamo degli esempi, elettrocardiogrammi, vaccinazioni, potranno essere fatti esami e analisi che generalmente non si fanno in farmacia. Tutto questo vogliamo discuterlo e rappresentarlo da Siracusa con il nostro Francesco Aloi, insieme con Salvatore Caruso, che è il presidente di Federfarma Siracusa. Vi do la parola a voi. Il collegamento? Sì, credo di sì. Beh, nel frattempo che la regia cerca di rimettere in funzione il collegamento, vi riassumo io qualcosa di quello che ho capito. Quindi le novità delle farmacie, non si va soltanto lì a comprare le medicine o a altri prodotti, ma diventano presidi sanitari dove si possono fare un sacco Farmacia di cose. dei Izzi, forse non mi sentite bene? No, ti sentiamo, altrimenti ci spostiamo. è che non vi si sente, non vi si vede tanto bene. Vai Francesco, vai pure. Francesco Aloi, il nostro Francesco Aloi, con Salvatore Caruso, che è il presidente. Michele, buongiorno, speriamo ci sentite. Noi ci siamo spostati, in questo momento siamo all'esterno della farmacia, ci spostiamo ancora, ci scusiamo per questo piccolo inconveniente. Spero che adesso ci sentiate. Ci spostiamo ancora, andiamo tra poco in parliamo appunto di servizi, farmacia che diventa sempre più vicina al cittadino, sempre più di questo con il presidente di Federfarma Siracusa, che tu hai già presentato, perché sono novità che rientrano nel DDL semplificazioni che già è stato approvato in Senato, ma che adesso approda alla Camera prima di essere appunto approvato definitivamente. Allora, Presidente, intanto buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Le novità di questo DDL semplificazioni per quanto riguarda le farmacie, quali sono? Allora, le novità sono in realtà una vera e propria prosecuzione di un percorso che si chiama Farmacia dei Servizi e che vede la centralità della farmacia per quanto riguarda proprio prestazioni che possono essere erogate in periferia anziché nei centri delle ASP. Questo comporta in pratica una delocalizzazione di attività importanti, come ad esempio la vaccinazione, ma anche gli elettrocardiogrammi, gli holterpressori, gli holter cardiaci, quindi possibilità di effettuare delle prestazioni che fino ad ora dovevano essere necessariamente gestite a livello centrale, che invece, essendo periferiche e capillari, sono alla portata di ogni cittadino. Prestazioni quindi che potranno essere offerte ed eseguite in farmacia e questo significa anche affollare meno gli uffici pubblici della sanità, quindi ospedali, anche cliniche. Allora, il cuore è esattamente questo, cioè portare i servizi, quelli che si possono portare, al cittadino, con un livello di qualità adeguato, perché parliamo comunque di prestazioni che vengono offerte da farmacisti che sono preparati e formati a riguardo, che molte attività le fanno già adesso, perché la farmacia dei servizi è già sperimentata in questi ultimi anni e quindi moltissime farmacie fanno già molte di queste attività, ma alcune saranno innovative. Per esempio ci sarà la possibilità di effettuare dei test per verificare se una patologia di un paziente è virale o batterica e quindi dare un'informazione preziosa ed estemporanea a un medico che può decidere meglio qual è la terapia da fare. Michele, diciamo che la prova del 9, le prove generali, le hanno fatte proprio durante il periodo del Covid, perché da voi nelle farmacie venivamo per fare i tamponi anti-Covid e non solo. Ecco, in quel periodo avete in modo particolare testato la vostra utilità, la vostra, aggiungerei io, grande utilità, perché in farmacia non si va più per acquistare solo i farmaci. E questo è un punto fondamentale. La farmacia è diventata non solo un luogo del sapere, ma anche un luogo del fare. E come dicevi bene tu, Francesco, più che testata l'abbiamo addirittura dimostrata, perché in determinati momenti la farmacia è stata cruciale per svolgere tutte le attività di questo paese, senza il quale ruolo sarebbe stato bloccato. Michele. Ma la formazione dei farmacisti è già
a livello adeguato per tutti questi progetti e ambizioni che trasformeranno le farmacie in presidi sanitari? Allora, Michele, partendo dal presupposto che la formazione non è mai sufficiente, quindi noi siamo costantemente in percorsi di aggiornamento. Per ognuna delle attività nuove è sempre previsto un corso abilitante. Quindi comunque per ognuna delle attività nuove, queste attività vengono svolte dopo il superamento da parte dei farmacisti di corsi che li abilitano. È quello che abbiamo fatto per esempio con i vaccini, quando abbiamo fatto dei corsi per poter essere pronti, e non ci sono, come dire, non ci sono mai stati eventi avversi in farmacia dopo le vaccinazioni, il che racconta che comunque la preparazione era sicuramente sufficiente, non può essere solo fortuna. Certo, abbiamo anche letto che le regioni nell'attuare praticamente questa trasformazione seguono percorsi differenti autonomamente, come è giusto che sia. Quindi l'estensione e la qualità dei servizi offerti dalle varie farmacie possono variare da territorio a territorio in base alle scelte della regione e delle sperimentazioni locali che si fanno. La Sicilia a questo proposito a che punto è? La Sicilia ha un rapporto privilegiato tra Federfarma e l'assessorato, con un che ha sempre portato a grandi risultati, per cui noi comunque siamo stati tra i primi a partire con la sperimentazione della farmacia dei servizi e abbiamo svolto regolarmente le attività, per esempio, di vaccinazione sia antinfluenzale che Covid. Quindi diciamo da questo punto di vista c'è un dialogo importante, che poi porterà soprattutto probabilmente a differenze nella rimborsabilità, perché di base queste attività dovrebbero essere pagate dall'utente, ma in moltissimi casi è possibile che ci sia un contributo parziale o totale da parte delle autorità sanitarie. Questo lo vedremo in seguito. Diciamo. È prematuro perché consideri che ancora non siamo neanche passati dal Parlamento, quindi questo è un primo passaggio al Senato per il DDL semplificazioni. Ma una cosa fondamentale di cui purtroppo parliamo anche come fatti di cronaca in questi giorni sono le liste d'attesa. Ci dica sinceramente, questa trasformazione delle farmacie in presidi sanitari risolverà anche questo problema o comunque contribuirà alla soluzione di questo problema? Direi che la risposta è sicuramente la seconda. Risolvere sarebbe presuntuoso e in molti casi la farmacia si affianca, non sostituisce i servizi, ma è chiaro che ogni persona che deve svolgere un'attività e che viene in farmacia anziché in un ospedale è una persona in meno in quelle liste d'attesa. Certo. Vai pure, Francesco. Sì, stavo dicendo che il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo ha proprio detto che l'obiettivo principale di questo disegno di legge è proprio semplificare, poi lo dice la parola stessa, DDL semplificazioni, e questo DDL che poi riguarda non solo le farmacie, penso che lo condividiate appieno a questo punto, cioè siete molto soddisfatti di queste novità e naturalmente avete subito risposto presente. Allora, noi abbiamo sempre caldeggiato attività che in qualche modo mettano al centro il ruolo del farmacista e le sue competenze. Quindi non possiamo che salutare con piacere questo tipo di iniziativa e renderci disponibili a collaborare affinché funzionino, perché poi una cosa è il decreto, una cosa è poi metterlo a terra. Noi siamo pronti come Federfarma per mettere a terra tutto quello che teoricamente può essere risolutivo, farlo diventare la pratica. E diciamo anche che già in realtà alcune farmacie offrono alcuni di questi servizi. Sì, assolutamente sì. La Sicilia sta effettuando una sperimentazione per quanto riguarda la telemedicina e altri servizi che sono dei servizi cognitivi come lo screening per il diabete, la ricognizione della terapia, e queste attività sono già svolte da centinaia di farmacie in tutta la regione, risultati importanti. È chiaro che bisognerà collaborare, bisognerà comprendere che noi non siamo concorrenti di nessuno, non vogliamo sostituire il medico, non vogliamo sostituire il laboratorio d'analisi, noi vogliamo portare il nostro contributo e sappiamo di poterlo fare adeguatamente. Presidente, per concludere, quando potrò venire in farmacia a misurarmi la glicemia e il colesterolo?
Beh, questo può farlo già da adesso praticamente dappertutto, la aspettiamo. Lo posso fare già da adesso, va bene, questo mi consola e mi riempie di soddisfazione. Comunque, a parte gli scherzi, complimenti al presidente della Federfarma Siracusa, Salvatore Caruso, e grazie al nostro collega Francesco Aloi, in diretta da Siracusa. Adesso si volta completamente pagina e parliamo di tutt'altro, qualcosa che guarda il futuro ma attraverso le stelle, però non la salute ma le stelle. Anche lì c'è qualcosa da imparare. L'oroscopo. Buon inizio settimana ai 12. Oggi è una fantasiosa e sognatrice luna in Cancro che apre la settimana, che vuole raggiungere in un abbraccio Giove, illuminando il Cancro e i segni d'acqua di tanta positività. Vediamo cosa accade per gli altri segni zodiacali. Ariete, per voi luna in quadratura oggi, quindi dovrete un po' ridimensionare le speranze e le aspettative, per cui iniziate questo lunedì razionali e decisamente con meno ansia da prestazione o aspettative. Toro, favorevolissimo il gioco planetario per voi invece, proprio perché la Luna porterà fortuna a tutto quello che riguarda la comunicazione e la socievolezza e anche alla firma di qualcosa di importante come un contratto o un acquisto. Gemelli, per voi Luna e Giove fanno un gioco economico molto importante, finalmente si concretizzano alcune idee lavorative ed entrate nel vivo di quelle che saranno le novità che vi riguarderanno da un punto di vista professionale. Cancro, Luna potentissima oggi nei vostri gradi, nel suo regno, che tra l'altro corre ad abbracciare Giove, ed è proprio questa configurazione che farà di questa giornata una giornata speciale, un inizio settimana che promette tantissimo. Leone, per voi invece la Luna e Giove sono un po' nella psiche, proprio perché sono dietro di voi e stanno segnando una maturazione interiore molto forte. Sarete investiti da emozioni, da sensazioni, da anche un senso del futuro che sembra essere quasi predittivo. Vergine, per voi invece il lavoro di squadra, quello che oggi trionfa, ed è proprio una bella notizia sapere che incontrerete una persona nuova o che avrete una forza in più accanto a voi per il vostro percorso. Intanto Venere fa bello l'amore ancora nei vostri gradi. Bilancia, e beh, i giochi planetari oggi non sono proprio generosi, perché oggi dovrete fare una valutazione molto attenta su alcune scelte fatte, proprio perché vi siete affidati ad alcune persone. Dovete valutare adesso se è stato saggio o sensato. In tutto ciò Venere si avvicina sempre di più e non vedete l'ora che si tuffi nei vostri gradi. Scorpione, per voi oggi è una giornata piena di grandi aspettative, proprio perché la Luna e Giove, dai trigoni con cui illuminano anche Mercurio e Marte presenti nei vostri gradi, promette tantissimo, soprattutto in termini di amore e di passione siete tra i più fortunati dello zodiaco. Sagittario, per voi oggi i pianeti sono un po' troppo distanti, ma Giove viene toccato dalla fantasia della Luna, il che significa che vivrete un momento di apertura emotivo molto forte e che oggi tornerete a essere positivi e gioviali come sempre. In amore comincia di nuovo ad andare bene. Capricorno, per voi oggi Luna e Giove sono in opposizione. Questa configurazione potrebbe essere abbastanza indagatoria dentro di voi, proprio perché avete bisogno di vedervi, che qualcuno vi parli di voi, che vi faccia vedere con altri occhi. Oggi avrete accanto quella persona un po' speciale. Acquario, per voi oggi la giornata è una giornata piena di fantasia, proprio perché i rapporti planetari tra Cancro e Acquario sono sì distanti, ma insieme parlano di sogni, di fantasia, di cose che ancora non sono accadute, ma che potete con la vostra magia creativa riuscire a fare inverare, per cui Plutone oggi nei vostri gradi farà di tutto per concretizzare e realizzare un sogno o un progetto. Per quello che riguarda i pesci, oggi è una giornata speciale, proprio perché da bravi segni d'acqua siete investiti dalle grazie planetarie della Luna e di Giove, per cui oggi un bel gioco planetario tra i segni d'acqua segnerà una giornata vincente per voi pesci, e parliamo proprio di lavoro, proprio perché Saturno è rientrato nei vostri gradi e siete più forti e più capaci che mai.
Grazie a Marco Amato e il suo oroscopo, e adesso un'ultima occhiata ai quotidiani con Luca Ciliberti. Grazie Michele, solo per qualche curiosità, come sempre alla fine della nostra rassegna stampa, oggi ti faccio vedere intanto questa pagina che diciamo anche per racconto ovviamente conoscerai anche per esperienza professionale gli anni di Lady T, Margaret Thatcher, compie 100 anni, avrebbe compiuto insomma 100 anni dalla nascita, il lato nascosto, insomma si rivede, cioè come dire, si rielabora la figura di Margaret Thatcher, la Lady di Ferro del governo britannico, che segnò un'epoca, quindi insomma ci sono dei ritratti anche che in questo caso faranno parte di una mostra, e quindi Margaret Thatcher. E poi una notizia molto curiosa che riguarda soprattutto i ragazzi, ma non solo. Siamo abituati, quando parliamo di lusso, di parlare di gioielli, orologi o altri diciamo monili, non avemmo mai pensato che le carte da gioco, le figurine dei Pokémon sarebbero diventati preziosi come i Rolex, e questo è un articolo che leggiamo all'interno del Corriere della Sera. Addirittura furti, agguati e colpi di pistola, le follie per le carte giapponesi, quindi vanno letteralmente a ruba, sono sempre più rare, possono valere anche milioni, quindi sono queste qua, ecco, le figurine introvabili delle carte e dei Pokémon. Come cambiano i tempi. Esatto, andiamo a controllare le carte che avete a casa. Io preferirei sempre un Rolex da tenere, da conservare, piuttosto che la carta dei Pokémon. Tu me preferisci il Rolex, va bene. Allora noi ci fermiamo qui, l'appuntamento naturalmente è per il telegiornale TG Sicilia alle 13:30. Vi ricordo che domani alle 8 altri colleghi saranno al nostro posto per Buongiorno Sicilia. Vi auguro una magnifica giornata. Grazie.